Signori, grande festa a Nanto. Mattarella ha appena firmato la grazia per la Guardia Giurata Zen. Dal Veneto una grandissima vittoria. La difesa è sempre legittima. Festeggiano la grazia concessa a Massimo Zen, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, e il benzinaio Graziano Stacchio, che nel 2010 sparò e uccise un rapinatore durante l'assalto alla gioielleria di Roberto Zancan a Ponte di Nanto, venendo assolto. Dopo che nel 2024 il Quirinale aveva respinto l'istanza di clemenza nei confronti dell'ex guardia giurata condannata per omicidio volontario, il consigliere vicentino aveva avviato una nuova campagna per la scarcerazione del 54enne, sostenendo che il suo fu un atto di legittima difesa. E con queste parole adesso brinda, venendo però smentito all'interno del suo stesso partito dall'avvocato Fabio Crea, legale della famiglia del giostraio morto a Barcon di Vedelago. La grazia è stata concessa solamente per motivi di salute. La sentenza è definitiva, ha statuito che l'omicidio è un omicidio volontario, è stata ipotizzata da Zen e dai suoi difensori una legittima difesa, ma è stata sempre respinta da tutti i tribunali, dal giudice di Treviso, dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Suprema Corte di Cassazione. Prendo atto e rispetto alla decisione del Presidente della Repubblica. Trovo molto meno condivisibile che questa decisione legittima da parte del Presidente della Repubblica venga utilizzata e strumentalizzata per far apparire come se è una decisione che dia in un certo senso ragione alle tesi difensive di una legittima difesa. Non c'entra nulla la legittima difesa e noi, come difensore della famiglia del ragazzo ucciso, pretendiamo che ogni parte politica e rappresentanti delle istituzioni, come noi rispettiamo la decisione del Capo dello Stato, rispettino quello che è stato l'accertamento da parte dei tribunali di una sentenza definitiva che ha escluso qualsiasi ipotesi di legittima difesa. Più equilibrata, secondo Crea, la reazione del presidente provinciale di Treviso di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, secondo cui l'atto di grazia va accolto con rispetto e senso di giustizia. Lo Stato, ha detto, deve garantire sì la certezza della pena, ma deve dimostrare equilibrio, facendo riferimento alle precarie condizioni di salute di Zen. Altro è trasformare Zen in un simbolo della legittima difesa, come sia dai meloniani che dalla Lega qualcuno ha tentato di fare. Non ho problemi a criticare, come ho già fatto in una trasmissione direttamente di persona con l'amico Gio Formaggio, quella che è la sua presa di posizione, continuando ad affermare una situazione di legittima difesa che è totalmente smentita dagli atti processuali.